Tornai a fare il servo pastore. Ma convinse altri giovani come me a fare società, a metter su un gregge nostro, provare ad essere dei padroni. Solo i vecchi scuotevano la testa e continuavano a ripetere quello che avevano sempre detto, che bisognava stare al proprio posto. Non era facile mettersi in proprio. Il bestiame costava e se non avevi soldi, l'unica cosa che potevi fare era rubarlo. Non c'erano altre strade. Se eri nato povero, non c'erano altri modi per diventare ricco. Era una legge di natura. Sì, lo ammetto. Qualche pecora l'abbiamo rubata. Ma sempre gente che ne aveva così tante, che una più, una meno, non gli avrebbe certo cambiato la vita. Rubavamo a gente come noi, gente che aveva rubato e che sapeva che sui nostri monti esisteva una legge di natura che lo permetteva. Bastava non farsi scoprire e non esagerare. Era una legge di natura. Poi dopo potevi anche andare a bere un bicchiere di vino insieme, tanto. Quello che facevi ti poteva essere sempre restituito. Era una legge di natura. E se quella legge non ti andava bene, la faccenda la dovevi risolvere da uomo, senza andare dai carabinieri. Era una legge di natura. I miei amici una notte esagerarono. Rubarono il bestiame alla persona sbagliata e ne rubarono troppo. Io quella notte ero a casa ammalato, a letto con la febbre, in paese. Lo sapevano tutti. Ma qualcuno fece lo stesso il mio nome e vennero a cercarmi i carabinieri con un mandato di cattura. Io provai a spiegare al maresciallo che si sbagliava, ma lui disse che c'erano le prove. 4 testimoni avevano giurato sulle sacre scritture di avermi visto là quella notte. A nulla valsero le parole di Mariangela, di mia madre, dei miei fratelli. Nemmeno le medaglie e gli onori presi in guerra servivano più. L'eroe Stocchino non c'era più. Ora era Samuele, il ladro di bestiame. Mentre incatenato mi portavano verso il carcere di Lanusei, uno sconosciuto vestito d'orbace mi si accostò per abbracciarmi, come fosse un vecchio amico. Prima che i militari lo scostassero da me, l'uomo pronunciò al mio orecchio 4 nomi. Su Margiane, su Store, su Colofro, su Morbone. Erano gli infami che mi avevano accusato. Rimasi come stordito da quella rivelazione. I nomi erano di miei compaesani, gente ricca, gente che mangiava anche 3 volte al giorno e che aveva terra, case, pecore. Sentii crescere in me la rabbia disperata di un animale ferito e cominciai a ripetermi quei 4 nomi per non dimenticarli mai. Quando vidi aprirsi davanti a me le porte della prigione, mi lanciai sui gendarmi, li misi a terra e fuggii. Chi mi vide disse che sembrava una tigre inferocita e come una tigre mi rifugiai nella selva. Se fino ad allora traevo la forza solo dal pensiero di Mariangela, ora una nuova energia mi animava, il desiderio di vendetta. Decisi che non l'avrei uccisi subito. No, volevo che vivessero nel terrore. Volevo entrare nei loro pensieri, come un tarlo nel legno.
Volevo che ogni giorno, la sera, scrutassero il buio e tremassero all'idea di trovarmi lì, in agguato. E infine una sera mi avrebbero trovato. Il governo mise una taglia su di me di 10.000 lire. Mariangela sapeva dove mi nascondevo. Avevo una tana proprio vicino a quella forra dove ero caduto da bambino. Ogni 2 giorni mi lasciava del pane, del formaggio e del vino nell'incavo di un albero. Ed io ogni tanto la sera tornavo in paese e passavamo la notte insieme a casa di un'amica fidata. Accadde qualcosa però che non mi aspettavo. Proprio quelli che mi avevano tradito parlarono con degli amici, che mi mandarono a dire da altri amici che se volevo quella faccenda si poteva sistemare, che se avessi voluto avrei avuto aiuto e protezione. Dovevo consegnarmi alla giustizia, ma sarebbe stato per poco, Avrebbero pensato loro a sistemare tutto. Dissero che avevano fatto una colletta tra i paesi e raccolto quasi 30.000 lire, che con le 10.000 della taglia sarebbero bastate a pagare gli avvocati. Sarei tornato a vivere da uomo, senza più nascondermi nel bosco. Tutto si aggiustava, tutto si risolveva. Mio fratello Ponziano sarebbe stato il garante di quel patto e in un ovile a Samodizzi avremmo mangiato e bevuto per festeggiare quella pace. Ma il giorno stabilito, a Samodizzi, mio fratello non c'era. Avevano imprigionato 2 settimane prima, subito dopo che la taglia sulla mia testa era stata portata a 40.000 lire. Quel giorno a Samodizzi mi tesero una trappola. C'era un'intera compagnia di carabinieri appostata tra le rocce. Spararono contro la pinnetta dove avremmo dovuto banchettare. Durò quasi un'ora quella pioggia di fiamme e fuoco che non mi avrebbe dovuto lasciare scampo. Ma invano cercarono il mio corpo tra le pietre e la legna. Ferita alla coscia e a un braccio, ero strisciato nella boscaglia e mi ero riparato sotto delle frasche, in attesa della notte. Poi, più morto che vivo, mi ero trascinato fino all'ovile di un cugino dove ero stato medicato e ospitato. Ancora una volta ero stato più forte della morte. Ancora una volta. Ma non potevo sfidarla ancora. Non in quel momento. Decisi che dovevo andarmene, per credere di essere stato vinto. Lasciai la terra mia d'Ogliastra e mi recai per un po' di tempo in Gallura e Logudoro, ma senza mai fermarmi per più di una notte nello stesso posto. Poi tornai sui miei monti, ma senza mai avvicinarmi al paese. Mi accompagnai a Zente Orgolesa, come fratelli Liandro o Onorato Sacco, detto Sonano, che mi divenne amico. Uscivamo dalla boscaglia al tramonto per abbeverarci alle sorgenti e poi tornavamo nel fosco della macchia, ognuno con la propria solitudine, ognuno chiuso nel silenzio dei propri pensieri. Volevo essere dimenticato, ma fu proprio allora che la gente cominciò a parlare di me. Il bandito Samuele cominciò a comparire in ogni contrada dove si fosse sparso sangue. Tutti lo incontravano, tutti ne avevano paura. Era diventato facile incolparmi di qualunque delitto. E così divenne lo spauracchio, il diavolo, l'orco delle favole. Attenti, che se non fate bravi arriva Samuele e vi porta via. Questo dicevano ai bambini.
volle seguirmi sui monti e condividere con me quella mia vita dannata. Una grotta fu tutto ciò che riuscì a donarle. Un luogo dove il vento in primavera portava il profumo del mare e nelle notti d'estate la luna rischiarava con i suoi raggi d'argento il nostro giaciglio, fatto di canne e giunchi intrecciati. E fu lì, nelle viscere di quella terra nostra, che conoscemmo i pochi momenti felici, tiepidi raggi di sole in un'infinita tempesta. Ma nelle notti d'inverno i nostri abbracci non bastavano a scaldarci. Quando Mariangela morì per una malattia ai polmoni causata da quella vita d'animale, anch'io morì con lei. Posai le sue spoglie su un letto di fiori ai piedi della maestosa perda Eliana, perché solo una montagna isolata e magnifica poteva esserne la degna tomba. E all'improvviso una rabbia cieca si impossessava di me. La bestia maligna e indomabile prendeva il sopravvento nei miei pensieri, perché senza Mariangela null'altro mi restava se non la vendetta per dare un senso alla mia esistenza. Solo il sangue dei nemici avrebbe potuto lenire il dolore di quell'amore perduto. Solo ubriaco d'odio potevo sopravvivere. Si risvegliò in me, tremenda, sagane uccire, la voglia di uccidere. Il 1926 fu anno di siccità e locuste. Il 1926 fu anno di sentenze e di condanne. Margiane era un uomo temuto. Era in combutta con i carabinieri, dicevano, pagato per delle sue vigliacche confidenze. Sparì dal suo ovile una mattina e non venne più trovato. Dissero che con un cappio di cuoio al collo era stato trascinato con un cavallo fino a Samodizzi, luogo del suo tradimento, e lì sparato alla schiena quando era quasi morto. Poi, dissero ancora, il suo corpo sezionato con l'accetta e abbandonato ai maiali. Ma solo io conosco la verità sulla sua fine e vi giuro che fu peggiore di quello che hanno raccontato. Su Store indossava la sua camicia nera quando lo incontrai tra le ville di Tortolì e Delini. Prima gli sputai in faccia, poi gli sparai sul petto. E per essere sicuro che non incolpassero qualche altro suo nemico, lasciai un biglietto sul suo corpo con il mio nome. I fascisti in paese cominciavano a tremare. Qualcuno si recò addirittura nel capoluogo a chiedere aiuto al gerarca e ai fascisti. E venne mandato persino un telegramma a Mussolini. La taglia sulla mia testa venne portata a 150.000 lire, vivo o preferibilmente morto. Nessun bandito sardo valeva così tanto. Mi cercarono degli allevatori. Volevano che convincessi, con le mie maniere, alcuni possidenti a ceder loro il pascolo. Mi chiesero di incontrarci al Salto de Samela e là avremmo mangiato una pecora in cappotto
e delle patate buone portate da Gavoi. Non andare, è certamente un tranello, mi consigliò Sunano, vecchio amico di latitanza. Ma a me era il pericolo ad eccitarmi. Sfidare la sorte era l'unica cosa che mi facesse sentire ancora vivo. Girai per delle ore intorno a quel passo. E quando fui convinto che non ci fossero carabinieri nei dintorni, mi presentai all'appuntamento. C'era una tavola imbandita, ma non mi resi conto subito di quanto era imbandita bene. A organizzare il pranzo era stato Peppe di Villanova, detto Sulione. Un uomo forte e robusto, uno che già da bambino spaccava le noci con le mani. Mi venne incontro per abbracciarmi, come un vecchio amico. Ma era un trucco per immobilizzarmi e permettere ai suoi compari di saltarmi addosso. Io non ero più agile e forte come un tempo. La malattia mi indeboliva e poi ero stanco. Mi levarono le armi e mi legarono. Ecco, pensai, è arrivata la mia ora. E forse era proprio quello che volevo e che cercavo. Niente fotto dessa vita. Ma all'improvviso, l'agile figura di Sunano saltò giù da una roccia col fucile spianato. Uè, mica è giorno di caccia oggi, eh? 2 scapparono. Su Leone non poté farlo perché lo sgambettai da terra. Avanti, spara, cosa aspetti? Tanto non prego. No, disse a Sunano, lascialo andare. Voglio avere un'altra occasione. Voglio trovarmi faccia a faccia con lui quando lo ucciderò. E l'occasione si presentò proprio qualche giorno dopo, per la festa di Santa Barbara. Ma Sulione era accompagnato dalla moglie, dalla figlia e dalla nipote. Lo avvicinai e gli dissi: oggi le tue donne ti hanno salvato, ma la prossima non la scamperai. E infatti non la scampò. Ci rincontrammo in una radura, come si addice alle bestie, tutte e 2 col fucile. Sparammo entrambi, ma solo lui finì in una pozza di sangue. Poi fu la volta dei suoi nemici. Ad uno gli aprì la gola da orecchio ad orecchio, all'altro, un cugino di Sulione, lo aspettai mentre andava al pascolo. Saltai fuori da un cespuglio e gli puntai il moschetto dritto al cuore. Uè, come va la vecchia Genza Arzanese? Gli dissi ridendo del suo spavento muto. E poi sparai. Per i fascisti ero diventato un'onta, la vergogna nazionale. Il segretario politico del fascio arzanese venne convocato dal prefetto di Nale, appena insediatosi nella nuova provincia nuorese. Il prefetto, amico personale del duce, chiese che venisse stilato una lista con tutti i miei delitti. Ne elencarono più di 400. Non mi sarebbero bastate 2 vite a commetterli tutti. Ci misero dentro anche la morte di una mendicante pazza e quella di un ragazzo che neanche conoscevo. Arzana fu stretta in una morsa. Ogni casa perquisita, la mia, saccheggiata e data alle fiamme. I miei familiari arrestati e tradotti a Cagliari in catene. Frugavano dappertutto. Una spiata sicura diceva che il bandito Samuele in quei giorni era lì, in paese. Ed era vero. Ma di me non scorgevano traccia. Mi muovevo alle loro spalle, nell'ombra, trattenendo anche il respiro, se occorreva. Dissero, in quei giorni d'assedio, 2 militari alle porte del borgo spintonarono e minacciarono una povera vecchia. Una vecchia con la pelle rugosa, come la creta seccata al sole, che si recava alla fonte col mastello in testa. Intervenne un maresciallo a fermare 2 sottoposti. Siamo qui a cercare Samuele, mica a picchiare le vecchie. E così la vecchia per raggiungere la fonte. Una volta là, lontana dai militari, la vecchia si sciacquò la terra che copriva le sue guance, gettò lo scialle e rivelò la figura di un uomo di bassa statura, il quale prese subito la via della boscaglia. Queste altre storie
Raccontavano su di me. Mi chiamavano la tigre. Ma io, più che una tigre, mi sentivo un cinghiale braccato da una muta di cane. La malattia mi indeboliva. I miei movimenti non erano più quelli di una volta. Massa cane uccide. Non si placava. Non potevo fermarmi. Non volevo. Almeno fino a quando non avessi chiuso i conti con i miei nemici. Restavano ancora 2 nomi dei 4 che mi avevano teso la trappola a Samodizzi. Uno era Sumurbone. Da bambini avevamo giocato insieme. E insieme da ragazzi eravamo andati alle feste. E c'eravamo spalleggiati nelle risse e contesi le ragazze. Poi lui partì carabiniere. Ma quando tornò e smise la divisa, si era arricchito. Anche grazie al mio aiuto di bandito. Era stato lui a organizzare la trappola di tanti anni prima. Era un uomo scaltro, Sumurbone. Non era facile incontrarlo da solo. Una volta lo avevo seguito fino a Cagliari vestito da prete, ma lì, per le vie cittadine, gli fu facile sfuggirmi. Sapevo però che aveva una tanca, ma non la raggiungeva a cavallo, no. Faceva una strada alternativa. Prendeva un treno e saltava giù in aperta campagna, proprio all'inizio di un sentiero abbandonato. E fu lì, una mattina all'alba, che lo aspettai. Con il moschetto puntato sulla fronte, cercò di impietosirmi ricordando bei tempi della nostra gioventù. Io feci 2 passi indietro sorridendo, lasciandogli credere che le sue parole mi avessero intenerito il cuore. Poi, mentre già mi stava ringraziando di averlo lasciato in vita, gli sparai a una gamba. Questa è per l'amicizia tradita, gli dissi. Poi gli sparai a un braccio. Questo è per quello che hai fatto a mio fratello. Poi appoggiai il moschetto sulla sua fronte. Questo è per quanto ha sofferto la donna mia. E feci fuoco. Ne restava solo uno sulla mia lista. Il peggiore di tutti, ma anche il più potente e ricco. Sucolofo. I militari setacciavano la zona e per me era diventato difficile avvicinarmi al paese. E lui non usciva mai. Quando trovarono il corpo con il moschetto di un contadino, si sparse in fretta la voce che quel corpo fosse il mio. Sucolofo ordinò al prete di suonare le campane come nel giorno della Santa e disse che bisognava fare festa e che avrebbe pensato lui a pagare il fisarmonicista per le danze in piazza. Quella sera, dai monti sopra il paese, io li guardavo mentre ballavano e s'ubriacavano. Là in mezzo c'era anche lui. Non aveva più paura di mostrarsi in pubblico. Presi il moschetto, lo puntai e feci fuoco. Lo mancai, ma quello sparo fece sapere a tutti che il bandito Samuele era ancora vivo. Aveva 3 figlie, Sucolofo, ma io non l'avevo mai vista. Sapevo solo che le chiamava le mie 3 tortorelle e che le amava più di ogni altra cosa. Una sera, al tramonto, le trovai sulla mia strada. 2 giovinetti e una bambina di appena 7 anni. Non sapevo che fossero loro. Tornavano dalla campagna, ognuno con una fascina di legna secca sotto il braccio. Erano così belli. Eppure non ricordavo che ci potesse essere tanta beltà nella giovinezza. Di chi siete figlie?
chiesi alla più grande. Lei disse un nome, ma era falso. Le avevano istruite bene a mentire, proprio per il timore che incontrassero me. Poi accarezzai il volto della più piccina. Qual è il tuo nome? Chiesi. E lei lo disse. Disse quello vero. Io lo so che sono maledetto. Io lo so che la mia vita è stata scellerata. Io lo so che quel che ho fatto danna all'animo mio per sempre e che nemmeno il Signore Dio, la Madonna e tutti i santi potranno mai lavare il mio peccato. Io lo so! Quello che non so è quale forza mosse la mia mano verso il coltello. Vi giuro, non ero io. Non ero io! Ma una bestia senza più catene. Ed ora nessuno potrà mai dimenticare ciò che ho fatto. Passassero 100 anni, nessuno dimenticherà mai. Io resterò per sempre Samuele, il bandito che ha ucciso la bambina. E per sempre patirò la mia vergogna qui nel regno delle ombre. Grazie.